Bentornati in un aggiornamento con le previsioni meteo. Un vortice di bassa pressione presente sul mare del nord porterà a un netto peggioramento del tempo nel corso delle prossime 24-48 ore, a partire dalle regioni settentrionali, con delle forti piogge che innescheranno a partire dalla nottata di mercoledì sui settori nord-occidentali della penisola, fino a coinvolgere poi il resto del nord nella giornata di mercoledì, con molte nubi e l'affondo di aria sempre più fredda tra giovedì e venerdì, quando nascerà un profondo ciclone sul centro Italia. Nelle prossime 24 ore il ciclone nato sull'Atlantico subirà una trasformazione, un cambiamento a causa della rimonta anticiclonica che proprio dall'Atlantico punterà verso il Regno Unito e la Scandinavia. Ciò porterà il movimento dell'aria più fredda di matrice baltica verso ovest, agganciando poi il minimo e trascinandolo verso la sede mediterranea, portando così quindi un netto peggioramento sino alle regioni del sud Italia. Questa evoluzione porterà del rischio di nubifragi, di qualche temporale, ma soprattutto di abbondanti piogge. La giornata di mercoledì quindi si dimostrerà in gran parte instabile sul nord Italia, primi accenni di instabilità anche lungo il medio-alto versante tirrenico e correnti sempre più umidi e instabili in arrivo dalla Spagna porteranno poi la formazione del ciclone nella giornata di giovedì. Infatti la giornata di giovedì sarà molto più instabile, con piogge e temporali di forte intensità sull'Emilia Romagna e con instabilità concentrata anche fino alle regioni del centro, su tutte le regioni, soprattutto nel pomeriggio e nella sera. Fino anche alla Sardegna, anche la Sardegna verrà coinvolta dal peggioramento con forti temporali e il continuo richiamo delle correnti fredde, che porterà anche l'arrivo di nevicate al di sotto dei 2000 metri sulle Dolomiti. La giornata di mercoledì sarà quindi instabile e perturbata, con piogge e temporali di forte intensità sulla Liguria centro-orientale e piogge molto importanti anche sulla Lombardia, il Triveneto e in parte sull'Emilia Romagna, specie quella settentrionale. Schiarite invece sul Piemonte, sul ponente ligure, quando migliorerà entro la serata, seppur con possibilità di piovaschi fino alla mattinata. Al centro di instabilità, con tempo spesso perturbato sull'Alta Toscana, con piogge e temporali localmente intensi. Questi temporali faranno marcia verso il resto della Toscana, dell'Umbria e del Lazio, ma comunque in forma meno incisiva, portando dei piovaschi. Altrove rimarrà ancora stabile il tempo, con qualche possibile pioggia solamente sulla Campania entro la serata. Fenomeni che saranno meno probabili altrove, con più spazi soleggiati sulla Sicilia. Temperature in calo, seppur in temporaneo aumento al centro-sud e lungo il versante adriatico. Poi giovedì ovviamente il tempo sarà molto perturbato, con instabilità diffusa e temporali, come abbiamo detto, sull'Emilia Romagna. Instabilità e temporali anche forti, soprattutto sulla Sardegna settentrionale, fino alle zone come Cagliari. Il centro verrà molto colpito dalle piogge, soprattutto sulle zone appenniniche e sulle regioni tirreniche. Il sud vedrà delle importanti piogge e temporali fin sulla punta della Puglia, seppur più intense sui settori della Campania e della Basilicata. Temperature che saranno in calo dappertutto, ma poi subentrerà nella giornata di venerdì una perturbazione più strutturata sulle regioni del sud Italia, portando la formazione di temporali e rovesci intermittenti, quindi ancora il rischio di forti temporali soprattutto sulle regioni del sud Italia, sulla Puglia, sulla Basilicata, la Campania e in modo particolare sulla Calabria, si evince un peggioramento più incisivo, e soprattutto con la comparsa di schiarite invece a partire dalle regioni nord-occidentali, quando i fenomeni saranno in esaurimento, mentre ancora dei rovesci soprattutto sulla Lombardia, il Triveneto e l'Emilia Romagna fino al pomeriggio. Poi si attenueranno nella serata. Al centro avremo anche qui nuvolosità irregolare, con piogge e rovesci anche temporaleschi, soprattutto sulle Marche e sull'Abruzzo, con attenuazione serale dei fenomeni a partire da ovest. Così come lungo il versante tirrenico, seppur con locali piovaschi e più comparse di schiarite sul Lazio. Meno fenomeni invece sulla Sardegna e sulla Sicilia, con più schiarite, ma sabato sarà la giornata nettamente più instabile sulle regioni del centro-sud e con residui fenomeni lungo il versante adriatico, ma al centro-sud avremo modo di avere nuovi forti temporali sulla Calabria, sulla Puglia, sulla Basilicata e rovesci locali sulla Campania e su tutto quanto l'Appennino meridionale nel corso delle ore pomeridiane. Dei rovesci pomeridiani
settentrionali faranno luogo anche sulla Sicilia, seppur brevi, e con la comparsa di rocade rovesci possibili anche sull'Appennino tosco-emiliano e sulla Sardegna settentrionale. Più schiarite invece altrove, quando entro la serata tutto il nord vedrà cieli nel complesso sereni. Temperature in netto calo, e ricordiamo la probabilità di nevicate che calerà anche fino a 1600 metri sulle Dolomiti entro la giornata di venerdì. In seguito compariranno più schiarite, avremo modo però di avere nuovi affondi perturbati in matrice nord atlantica dalla prossima settimana ad intervenire non solo al nord ma in parte anche al centro e sulla Sardegna, mentre il sud vedrà un richiamo di correnti più miti dai quadranti meridionali da confermare. Vi faremo sapere, come sempre, seguite i prossimi aggiornamenti meteo.